C'è qualcuno che con noi? Io qua solo non ho mai sentito niente. Io ho sentito nelle stanzette della servitù e giù. Quindi di là? Quelle stanzettine lì? Proviamo ad andare là. Qua? Sì. Siete qui? Giù. O sento Sono giù. Sento anch'io da qui. Ma viene da giù. Ci sono porte aperte, qualcosa? Siete giù? Capodru, dov'è? Non è che magari la strada che fa colpi, che senti colpi? No, senti proprio sbattere. Possiamo venire giù da voi a salutarvi? Se possiamo venire giù, potete fare un rumore per piacere? Croc. Grazie. 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 Siete giù allora? Veniva da di là, dalla stanzetta. Ma che roba però. Poi devono ritornare su. Benché, sai, anche tutto sto legno. Però perfetto. Ci ho sentito. Ma è qui che facevi rumore? Vuoi che veniamo giù? Puoi fare un altro rumore per piacere? Era lo stomaco di qualcuno? No, vabbè, viene da te. Ecco, uguale identico a quello di prima. Ha fatto di nuovo un rumore. Ah, gutturale. Mi sento ancora. Non so. Ma stai camminando da qualche parte?
Sei qui? Ho un brivido. Ciao. Grazie di essere qui. Se sei alla mia sinistra, puoi accendere le lucine come hai fatto adesso, per favore? Basta che ti avvicini un po'. Io ti sento in sinistra qua. Prova a mettere il K2 di là. Sì. Prova a mettere il K2 sulla sinistra. Sei un uomo? Puoi accendere le lucine? Se sei un uomo, per piacere. Questo è temporale. Sei una donna? Io sento che cammini. Ti è acceso? Sei vicino a Marzia? Marzia ti vuole conoscere. E Marzia può sentirti se vuoi parlare con lei. Non devi avere paura. Un sibilo leggero. Perché io ho sentito qualcosa ma pensavo fosse qualcuno giù. No, è un sibilo leggero, da questa parte. Fatti coraggio, prendi forza dagli strumenti se non hai tanta energia, o da noi. Marzia ti ha sentito un pochettino, però se puoi sforzarti un po' di più, per favore. Sentito? Sembra la voce di un uomo. Il tuo rumore. Vuoi che veniamo? Vuoi che veniamo giù? Sento passi. Se non ti va di accendere le lucette, fai pure un rumore nella direzione in cui dobbiamo andare. Rosso. Rosso. Sei qua? Stavi scendendo le scale o stavi salendo le scale? Perché hai detto che veniamo giù? Lo metto qui e mi allontano così se ti puoi avvicinare, sei sicuro di me, e puoi far illuminare lo strumento. Che mi hai fatto prima? Hai visto che non succede nulla? Rumore.
Sei da solo qui? Se sì, puoi illuminare lo strumento, per favore? Sei giù? Tu sentivi qua? Giù. Giù, giù. Andiamo giù. Permesso. Sei qui? Sei qui? Possiamo parlare con te? Puoi fare un rumore, per favore? Puoi far brillare questo strumento, per favore, illuminando le luci? Se ti avvicini un pochettino, così sappiamo che sei qua. Come prima. Ci puoi dare un segno della tua presenza, per piacere? Anche con un rumore, come facevi prima. Spegni questo. Sì? Registrazione, poi me lo spegne, come l'altra volta. Tu non senti nulla? No, cioè è qua. Sì. Io lo sento qua. Ah, lo senti? Anche Sì, adesso? Sì. È qua. Ma perché non vuoi parlare con noi? Vuoi parlare con la Marzia? Sì, puoi fare un rumore, per piacere. O accendere le lucine dello strumento che ha in mano la Marzia.
Aspetta che spengo tutto, riaccendo. Come la notte. No, la campanella. È qua, Di qua? è qua, è qua. Parlami che io ti sento. Ti stiamo dando fastidio in questo momento? Fastidio in questo momento? Ma io lo sento. Cosa avete sentito voi adesso? No, Un no? un no. Ah, perché l'ho sentito anch'io. Sì, forte, chiaro anche. L'ho sentito. Un po' gutturale, ma era sì, un no. Era un Sembrava no. un uomo. È un Forse anche uomo. un uomo anziano. può Anziano, essere. sì. Brava. Ho i brividi dappertutto. Noi siamo felici se parli con noi, eh. Però hai detto che non vuoi, che non ti diamo fastidio, quindi siamo contenti di questa cosa. Grazie, sai. Possiamo aiutarti in qualche modo? O Marzia può aiutarti in qualche modo? Vuoi parlare con noi? Come ti chiami? Provo a cambiare stazione, lo puoi ripetere per piacere? Non si è capito bene. Ti puoi dire come ti chiami? Diego. Anche io ho capito. Ti chiami Diego? Lo puoi ripetere per piacere? Puoi ripetere il tuo nome? Ciao Diego, io mi chiamo Dario. Conosci la Marzia? Vuoi che cambi stazione? Ci dai conferma che ti chiami Diego? Accendendo le luci o dicendo di sì? Per favore? Puoi fare un rumore, visto che ti piacciono i rumori? O ti chiedo una gentilezza, se hai voglia, puoi spostare, se riesci, la spina dove ha indicato la Sabina? Riesci a farla spostare un po'? Sempre se ne hai voglia.
così capiamo che sei qui con noi. Vuoi che veniamo giù dove eravamo prima? Risponde, perché fai le domande e poi risponde. Si sente male, vuoi che proviamo con quella che magari... Grazie! Questo non ho capito cosa aveva detto. Diego, ti accendiamo questa. Forse magari lì riesci a parlare e noi capiamo in maniera migliore. Sei qui? Puoi ripetere il tuo nome gentilmente? Sei qua? Ti chiami Diego? Vuoi che torniamo giù? Ha detto qualcosa? Si è sentito proprio bene la voce, eh? Questo sì. Su dove? Una voce calma. Questa. Sì, Sei una donna però. sì. A parte che potrebbero esserci... più- Dobbiamo andare giù e Proviamo a farlo giù, visto che comunque giù percepivi di più giù tu che qui, giusto? Sì. Proviamo a farlo giù. Io la prima volta che sono entrata qua mi aspettavo di vedere Annabelle che mi usciva con la testa roteante, giuro. Giuro, soprattutto nelle stanzette di Addirittura. sopra e poi giù. Addirittura, perché hai Sì. sentito qualcosa di brutto? Non era buono. Però poi dopo, quando sono venuta le volte dopo che l'abbiamo comprata noi, io ho sentito solo un uomo. Io lo sento che c'è lui, che lui è qui. Ma non è neanche cattivo, è buono. Anche secondo me, che abbiamo sentito prima sicuramente. È buono, Non ci sì. siamo in altro. Anzi, non lo so, vediamo. Se ti chiami Diego, per piacere, fai un rumore dove dobbiamo andare. Sembra un po' cambiata l'atmosfera dopo il temporale. Vuoi che veniamo giù? A me, io ho percepito sono qui. Giusto?
Sei qui? Andiamo dove vuoi tu. Ho capito giù, Giù. Veniamo. vero? Sì. Chi è la donna nel quadro? È tua mamma? Spero che avesse detto no, però. È una tua parente? Come ti ha chiesto la Marzia, la signora che c'è su questo quadro che sto indicando, la conosci? Stai dicendo un nome? È la tua nonna? Sei ancora qui con noi? Di cosa stai parlando? Dici? Bisogna ripulire l'audio dopo. No, sì. Vuoi provare la speed box? Di sopra ce l'hai tu. Si sente meglio con l'altra? Questa se parlano può essere che capisci meglio la parola, comunque in analisi la riesci a capire meglio. Con questa Quello è una prova che stiamo facendo. Ah, ok. Non con questa, con l'altra. L'altra. Puoi fare un rumore per cortesia se sei qui? Comunque tu lo sentivi sempre qua, giusto? No? Sì. Poi che poi lasciamo un quarto d'ora la telecamera da sola. Diego, Ma- se ti chiami così, prima hai detto il nome di quella persona lì che è nel quadro? Acceso. Era un sì?
Si è acceso. Grazie. Per caso si chiama Ebe? Il nome può esserci tipo Ebe. Ho sentito una roba del genere. Mi puoi ripetere il nome di quella persona, di quella signora? Irene? Perché non proviamo a lasciarlo da solo e vedere quello che cosa volevo. vuole darci e dirci da solo? Sì, sì, spegnilo.